Siamo davvero sconcertati dalla notizia che abbiamo appreso in conferenza stampa del passaggio di Andrea Zanoni dal Partito Democratico al gruppo di Europa Verde. Prima di tutto per il metodo, abbiamo appreso appunto questa notizia come tutti gli altri in diretta TV, senza che Andrea si curasse di informarci prima come gruppo al quale ha appartenuto da 10 anni a questa parte, per spiegarci le ragioni della sua decisione, per valutare insieme il percorso migliore per tutti. Nessuno del gruppo consiliare del Partito Democratico in regione sapeva fino a stamattina che Andrea Zanoni aveva intenzione di passare ad Europa Verde. Un'uscita che non è piaciuta ai suoi oramai ex compagni di partito, innanzitutto nei modi. Anzi, il segretario del Partito Democratico Veneto, Andrea Martella, ha ricordato le smentite ricevute personalmente in queste settimane da Zanoni rispetto alle voci che da tempo circolavano su un suo cambio di partito. Ne convince molto una scelta definita per l'ambientalismo in un consigliere che aveva raggiunto il limite dei 2 mandati che il PD si è dato per chi è eletto in regione. Il Partito Democratico e il gruppo in regione ha fatto dell'ambiente, della sostenibilità ambientale, del contrasto al consumo di suolo, del tema della lotta ai cambiamenti climatici un punto qualificante della propria azione amministrativa. Lo vogliamo ribadire e non pensiamo che su questo ci possano essere date lezioncine da chi per ragioni del tutto personale sceglie di lasciare questo gruppo consigliare e questo partito come fosse un autobus per andarne a prendere un altro in vista delle prossime scadenze elettorali.